Uso e forse abuso delle commissioni consiliari di Palazzo dei Giganti. Una notizia rimbalzata e poi esplosa che parla di eccesso di riunioni per ottenere rimborsi e gettoni. Ancora una volta Agrigento attira l'attenzione di testate giornalistiche nazionali per qualcosa di negativo. E stamani conferenza stampa convocata dal presidente del Consiglio Comunale di Aulasollano Carmelo Settembrino e dal consigliere comunale e presidente della seconda commissione Michele Mallia. Sentiamo cosa hanno da dire a loro discolpa, se di colpa si può parlare. Noi non dobbiamo discolparci sicuramente di niente. Le commissioni hanno lavorato, magari si è un po' esagerato e questo lo ammettiamo tranquillamente, però se voi analizzate i dati del 2013 e 2014 la differenza è di 200 commissioni in più il 2014, diviso sempre 6 commissioni, quindi una commissione ha fatto 33 commissioni in più rispetto all'anno precedente. Cosa rappresenta in euro? In euro, 33 commissioni in un euro, pensate che il gettone di presenza, il gettone è 50 euro all'ordo, quindi sarà 1000 euro, 1500 euro, non è questo il problema, è capire se in effetti i risultati ci sono stati. Noi abbiamo cercato di dimostrarlo stamattina che il lavoro è stato fatto sicuramente, che poi abbiamo portato alla conoscenza di chi deve provvedere a risolvere il problema della città, che è l'amministrazione che non c'è e che è il commissario che è part time e quindi dico, non sono risolti i problemi della città che ci sono tutti da sempre, però noi l'abbiamo messa in evidenza con tantissimi atti di indirizzo e tantissimi regolamenti che abbiamo rifatto e tutte le delibere che abbiamo portato in Consiglio Comunale. A tal proposito quindi non si è arrivata a una soluzione, voi avete parlato di muro di gomma perché voi evidenziate i problemi ma poi non vengono risolti, perché? Perché l'amministrazione o per mancanza di fondi che non riescono a trovare, noi abbiamo messo tutte le criticità che ha la città in evidenza, l'abbiamo mandate prima al sindaco, ora al commissario e poi loro che gestiscono la cosa pubblica, noi abbiamo il compito di indirizzare e di controllo. Noi abbiamo praticamente svolto un'immane attività di indirizzo, di controllo e anche di proposizione verso l'amministrazione attiva, però come è ben noto tutto quello che noi diciamo così, studiamo e in commissione viene sempre attraverso la redazione di atti di indirizzo posto all'attenzione dell'amministrazione, la quale amministrazione naturalmente poi gira questi atti di indirizzo al management, all'attività gestionale dell'ente, il quale puntualmente si trova poi a dover fare i conti con la scarsezza degli emolumenti, cioè dei fondi a disposizione, per cui tutto quello che si propone rimane inevaso per questa ragione, per mancanza di fondi. Riescono a dissipare. Noi abbiamo un problema, ne impegna anche 20. Ma perché questo? Per evitare